good morning. Buongiorno, day 4. Ieri giornata pazzesca, davvero tosta. Arrivati al rifugio boccheggiando. Qua il rifugio per la precisione, pieno di gente, ma ragazzi, non sapete quanto è stato bello dormire in un rifugio fuori dall'alta via, perché ora ce ne aspettano solo sull'alta via e devo dire che la cosa mi preoccupa un pochino. Vabbè, comunque oggi purtroppo giornata che le previsioni non sono ottime, anzi se arriviamo prima delle 4 a rifugio è meglio, perché dovrebbe temporare proprio, temporare, quindi meglio arrivare un po' prima senza inzupparsi tutti, anche se sospetto che un po' di acqua la prenderemo. Siamo diretti a Colduro, che fa parte della Cortina 50K, quindi stiamo rifacendo quasi stiamo rifacendo il sentiero che avevamo fatto in discesa. Matteo va velocissimo, io gli arranco dietro e faccio fatica a parlare, però stiamo rifacendo quel sentiero che facciamo in discesa e quindi niente, volevamo fare cima a Brizzola, ma bellissimo. No, guardate il nebbione che c'è lì sopra, no, torneremo, intravediamo la via di salita e lo lasciamo lì. Esatto, torneremo a farla, non scappa. Dicevamo ragazzi che i turisti rispetto agli italiani, secondo noi, magari non sanno andare in montagna, li vedi impacciati, magari non sanno andare in montagna, però fanno tutto, cioè degli Highlander sotto la pioggia li vedi, col cuore lo fanno, forse perché hanno pagato l'ira di Dio per farlo, il viaggio, però fischia. Comunque siamo Colduro di là, nella nebbia. Bello. Di lì ci sarebbe il becco di mezzo di spettacolo, perché però purtroppo non si vede, e questa è Forcella Colduro. No, però volevamo rendervi partecipi del nostro ragionamento, che li vediamo, cioè nella nebbia, coperti con l'antivento, sotto l'acqua, tutto, e non fiatano. Mentre invece l'anno scorso in Norvegia c'era stata un'escursione che ci eravamo programmati di fare, pioveva a dirotto ragazzi, proprio a dirotto, e l'abbiamo fatta comunque io e Matteo veloci, proprio di corsa, per dire ok, la facciamo, se magari smette di piovere vediamo su dal fiordo, se no vabbè, pace l'anima sua. Alla fine ha piovuto sempre, torrenziale proprio, però tutta la gente comunque saliva, perché è un hiking molto famoso in Norvegia. E lì ci abbiamo incontrato una famiglia di italiani nell'andare, e questi invece erano continuo a lamentarsi, cioè noi capivamo quello che dicevano, erano proprio a disagio, e ci sta, cioè voglio dire, pioveva torrenzialmente, però tutti gli altri invece in ciabatte andavano su sereni. Quindi non lo so se è la cultura, magari noi in Italia abbiamo un po' più la cultura della montagna di altri, però contemporeggiamo meno le intemperie, non so se ha senso questa cosa che ho detto. Niente, ragazzi, quando c'è nebbia così non si può fare altro che pontificare e parlare. Scusateci. Stiamo passando dal rifugio Città di Fiume. Là sopra dovrebbe esserci il Pelmo, ma purtroppo non si vede. Però vabbè, siamo passati in mezzo a mucche, cose così. Qua in basso la nebbia non c'è neanche, però tutte le montagne un po' in alto sono coperte. La pioggia è prevista tipo per le 3. Matteo vedremo di arrivare al rifugio prima delle 3. Pensiamo comunque di allungare un minimo il giro, perché contando che avevamo predetto una vetta per oggi, non facendola arriveremo al rifugio presto, quindi penso che faremo il periplo del Pelmo, che avevamo già fatto forse l'anno scorso, però giusto per sgambettare un pochino, e poi andiamo al rifugio e ci ripariamo dalla pioggia che arriverà. Guado del fiume. A malincuore rinunciamo anche al periplo alto del Pelmo, guardate i guglioni del Pelmo, qua sopra c'è lui, perché è nebbia bassissima e come se non bastasse sentiero impalciato totalmente di fango e acqua dalle mucche, un casotto. Però siamo qua negli arbusti, devo dire che riconosco abbastanza il sentiero del periplo che facemmo l'anno scorso, vegetazione uguale, tutto torno, diciamo, ma che guglioni incredibili. Rifugio Stauranza, al passo Stauranza, leggera pioggerella, mucche,
La giornata uggiosa continua. Saliamo verso il Kordai prima della pioggia, hopefully. Abbiamo fatto una pausa a Rifugio Stauranza perché piovigginava. Abbiamo detto vabbè, tanto oggi non è che dobbiamo macinare poi così tanti chilometri. Ci siamo fermati un po' e ora stiamo salendo. Qua c'è quasi luce come se ci fosse il sole, ma ancora nebbia. Qualcosa però si vede, dai. Svalicati. Si intravede pure il civetta, raga. Guardate. Però sta per essere coperto ancora. E quello è il rifugio dove dormiamo. Pazzesco. Sto rifugio è letteralmente sotto il civetta. Incredibile. Se si apre un po' ancora dopo vi faccio vedere. Comunque oggi siete stati bravi. Tra poco dovrebbe piovere un sacco. Noi ce la prendiamo con comoda. Direi che per oggi va bene. Speriamo che domani sia bello. Vista più o meno il civetta, vabbè ve lo vedete forse. Noi si gioca. Matteo concentratissimo. Io sono messa bene. Ho fatto la maratona già. Matteo va sempre in bagno nei momenti meno opportuni, è arrivata la cena e guardate finalmente i canedoli. Era un po' che volevamo questi canedoli, ovviamente il nostro quartino di vino rosso. Era un po' che volevamo i canedoli e non arrivavano mai. Finalmente. Fino ad adesso Molto bene. molto bene. Finalmente polente fu. Ragazzi, è incredibile, stiamo riuscendo a vedere il Pelmo. Prima volta oggi. Nonostante abbia piovuto comunque, volevamo fare una capatina alla vetta qua sopra, ma ha piovuto un sacco, ora fa freddissimo. Però vabbè, abbiamo visto il Pelmo, che freddo.